coordinati dalle docenti Donatella Treccarichi, Sebastiana Patania e Giusy Martinez. Comprensivo Marconi, prego, guadagnate questo palco. Venite davanti, è tutto per voi. Mentre si dispongono io ne approfitto per parlare con questa piccolina qui. Come ti chiami? Gaia. Gaia, ma cosa tieni tra le mani? Un libro, quello che abbiamo fatto in quest'anno scolastico. Gaia, quanti anni hai? 10. 10 anni e sei già così brava e hai realizzato un libro durante l'anno scolastico, complimenti! Complimenti, allora vado a conoscere anche qualche altro compagnetto mentre prendete posizione. Vediamo chi c'è qua. Con chi ho il piacere di parlare? Isabella. Isabella, quanto sei emozionata? Tanto. E allora il palco è vostro, iniziate pure, io mi allontano. Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche o di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La pelle bianca come la cera, pelle nera come la sera, pelle arancione come il sole, pelle gialla come il limone, tanti colori come i fiori, di nessuno puoi farne a meno per disegnare l'arcobaleno. Chi un solo colore amerà, un cuore grigio sempre avrà. Gianni Rodari. Articolo 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione, tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. L'uomo è comparso sulla terra a secoli. Cosa? L'uomo è comparso sulla terra secoli fa ed è vissuto in armonia con la natura. L'uomo preistorico aveva capito che gli esseri umani vivono grazie alle risorse che la natura ci offre. L'uomo, evolendosi, ha causato problemi al nostro pianeta. Ai telegiornali sentiamo spesso parlare di effetto serra, buco nell'ozono, piogge acide, inquinamento, mancanza di acqua in alcune regioni e in molte altre alluvioni e frane. A volte non abbiamo rispetto di tutto ciò che ci circonda, causando danni all'ambiente. Pensiamo che non possiamo farci nulla. Invece ognuno di noi, nel suo piccolo, può fare tanto se pensa al futuro del pianeta e a tutti quelli che lo popoleranno. Ognuno infatti con un piccolo gesto, come ad esempio raccogliere i rifiuti senza buttarli in giro, può migliorare la situazione. Pensate che nell'Oceano Pacifico c'è un'isola di spazzatura grande 4 volte la Francia, chiamata Pacific Trash Vortex. Oggi siamo abituati, non sappiamo fare a meno delle nostre tecnologie e sembra un sogno portare un angolo di natura nelle nostre città. Invece basterebbe aumentare il numero di spazi verdi, demolire le case abbandonate e al loro posto aggiungere campi coltivati per avere più possibilità di acquistare frutta e verdura a chilometro zero,
per ridurre imballaggi, cioè plastica e cartone. La nostra insegnante ci ha spiegato che tempo fa, davanti a casa dei contadini, venivano esposte delle sedie con sopra i propri prodotti in modo tale da comprare frutta e verdura genuini, spendendo meno e senza bisogno di furgoni che inquinano l'ambiente. Per migliorare la situazione dovremo utilizzare energie rinnovabili, quali il vento, la luce solare e la pioggia, che non inquinano assolutamente. Bisognerebbe mettere in atto politiche di sviluppo sostenibile per impedire la distruzione delle risorse della terra. Il libro che mostrano i miei compagni è il prodotto finale del nostro laboratorio. Articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente in condizioni di parità con gli altri Stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce l'organizzazione internazionale rivolta a tale scopo. Cosa dobbiamo fare?